Da stamattina alle 9 ne ha presi 150, speriamo che bastano, se no oggi pomeriggio ritorniamo di nuovo. Ecco, tu sei di una ditta di San Martino di Lupari. Sì. Ecco, mentre Denis è titolare di una ditta artigiana qui a Castelfranco, e anche tu Denis ti stai mettendo a disposizione e stai correndo come un cane. È già la quarta volta quest'anno che veniamo qua dentro. La lunga giornata di Castelfranco Veneto, i sacchi di sabbia, protezione di case e condomini, a centinaia posizionati, tornati dopo l'estate di passione dei castellani a metà maggio e a fine giugno, gli episodi di maltempo, scantinati e sotterranei protetti, attività commerciali in cui è tornata la paura, oggi attrezzati con le paratie. Abbiamo subito danni, abbiamo buttato via carta, c'è materiale che ci serve a noi, farina e tutto per poterci anche salvare. Ogni volta che piove c'è sempre l'allerta che succeda come l'ultima volta, come le ultime 2 volte, ormai siamo stanchi. Castelfranco, come Venezia, decine le paratie sistemate a proteggere gli ingressi di negozi e attività, tutto a spese dei castellani. Via Romanina, via Regina Cornaro che insiste a ridosso della Venale, una città che si è mobilitata, il campo base della protezione civile è allestito in via Lovara. Continuiamo a fare sacchi, ovviamente speriamo che il tempo ci aiuti. Ci sono delle signore anziane che hanno chiamato e siamo riusciti a gestirle. Un'estate difficile per Castelfranco Veneto, questa è la situazione nella frazione di Bella Venezia. La quarta emergenza in pochi mesi, questa volta però, dicono, gestita meglio. Diciamo che questa volta ho notato più organizzazione, nel senso che anche qui, io lavoro qui in negozio, sono venuti ad avvisarci ieri sera di prepararci con i sacchi e tutto quanto, anche a livello di messaggi, quindi direi che siamo un po' più tranquilli. Penso che strutturalmente ci sia poco da fare, almeno non sono un tecnico, però ci sono i ponti bassi, l'acqua quando arriva non ha sfogo, non c'è da fare. Poi mi dicevano che tra l'altro il fiume una volta era qui, quindi probabilmente il fiume riprende il suo corso originale. Si lavora sempre con l'incubo di queste alluvioni e quest'acqua. Speriamo di no, speriamo che ci vada bene.